Appuntamenti in agenda per mercoledì 20 settembre. La sfida del PNRR per le pubbliche amministrazioni è il tema che verrà approfondito a Palazzo Ducale a Genova dalle 9 alle 14. L'iniziativa dell'Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali della Liguria, che ha lo scopo di mettere in luce gli aspetti amministrativo-contabili del personale e dei controlli. A Savona alle 16:45 nella zona Arrestra verrà inaugurata una panchina dedicata alle vittime innocenti di tutte le mafie. A seguire verranno letti alcuni brani del saggista trentino Alexander Langer. Alle 17:30 a Palazzo Reale di Via Balbi a Genova il Teatro Pubblico Ligure propone un dialogo con il matematico Claudio Bartocci sul tema Le metamorfosi del vuoto. Seconda edizione del premio giornalistico Mimmo Angeli. Alle 18 nella sede di YLab in via Gagliardo a Chiavari sarà consegnato il riconoscimento a Claudio Cerasa, direttore del Foglio. Nella torre civica di via della Cittadella a Chiavari, sino al 28 settembre, è aperta la mostra Magico Tigullio, personali di Francesco Cassanelli. Gli orari di apertura dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19:30. Sino al 1 ottobre alla Galleria Gianfrancesco Grasso della Società Economica di Chiavari sarà allestita la mostra Negli occhi del collezionista Ugo Sanguineti nella collezione di Francesco Rosa. Gli orari di visita sono dalle 16 alle 19.